Prima udienza del processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Nell'aula bunker di Mestre chiesta la conferma della condanna in primo grado per gli imputati. Candidatura 2 Milano e Cortina, quella che il CONI ha portato oggi a Losanna in rappresentanza dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026. La tragedia del Piper, caduto 2 anni fa dopo essere decollato da Treviso, in cui persero la vita 6 persone, tra queste anche la mestrina Ilaria Berti. L'appello dei genitori. Stop ai bivacchi alla sosta lungo i Masegni, ma anche vietato sedersi sui gradini delle chiese, lo prevede il nuovo regolamento sulla sicurezza e decoro a Venezia. Residenti del quartiere Santa Barbara alla Gazzera imbufaliti contro l'anonima spia che chiama la polizia locale per mettere multe contro le auto in sosta selvaggia. Inaugurata oggi a Marghera la Casa Nazareth Amicizia, un nuovo spazio dedicato ai bambini e gestito dall'Associazione Volontari del Fanciullo con l'aiuto del Comune. La Champions League torna in TV anche questa sera, qui studio a voi stadio, appuntamento di informazione sportiva torna in prima serata su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri TG, la cronaca giudiziaria in primo piano, prima udienza questa mattina in aula bunker a Mestre per l'omicidio di Isabella Noventa nel processo d'appello. Sentiamo. Al via il processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Nell'aula bunker di Mestre il PM ha controbattuto la tesi della difesa con una lunga requisitoria, tesa a smontare l'idea che l'omicidio non fosse stato premeditato e ha chiesto la conferma della condanna in primo grado per gli imputati. È una frase che ha colpito un po' tutti, sia quella iniziale con cui il procuratore generale ha detto ciascuno è schiavo praticamente di ciò che dice. Cosa vuol dire questo? Che ha messo in evidenza tutte quelle bugie, tutte quelle contraddizioni in quanto dichiarato soprattutto da Freddy Sorgato, in virtù della quale, mettendo in evidenza anche ovviamente la partecipazione e la corresponsabilità piena di Deborah Sorgato e poi anche di Manuela Cacco, appunto ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in toto. I fratelli Sorgato sono stati condannati a 30 anni, a 16 invece la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco. La difesa di Deborah ha tentato di percorrere la strada del favoreggiamento, sostenendo che la donna non avrebbe preso parte all'omicidio, riferisce l'avvocato della famiglia Noventa Balduin. Tesi debole, conclude. In aula per tutto il giorno i fratelli Sorgato si sono dimostrati impassibili, come sempre. Sono scambiati un cenno di saluto i due fratelli e poi, come al solito, freddi, impassibili di fronte a noi familiari della Noventa e ai giudici e a tutti quanti. Il solito atteggiamento irreprensibile che hanno loro, cioè proprio finalizzato a me ne frego di tutto. È una posizione di assoluta insensibilità, sono stati fermi, immobili nelle loro sedie tra i loro avvocati. Erano freddi come al solito, impenetrabili e addirittura con Deborah mi sembrava che mancasse un po' di rispetto verso la giuria dal momento che masticava una gomma. Questo mi fa pensare e ribadisco che non sono certo gli assassini dell'ultimo secondo, ma è gente che ha ben pensato e ben studiato e l'omicidio e tutto quello che poi ne poteva derivare. Resta sempre più vana la speranza dei familiari di ritrovare il corpo di Isabella per poterle dare una degna sepoltura. E a questo punto sarà estremamente difficile poter ritrovare il corpo, perché se è vero che lo hanno messo in acqua, potrebbe anche essere stato totalmente distrutto da allora ad oggi, quindi direi che è una possibilità quanto mai remota ormai. Dovevano dirlo subito con maggiore chiarezza e quindi sarebbe stato anche forse nell'interesse di Freddy Sorgato, però non hanno voluto dire una parola in più di quella che avevano detto allora. La prossima udienza sarà martedì 25 settembre. Olimpiadi invernali, il CONI ha portato oggi a Losanna solo la candidatura Milano-Cortina, ma Malagò lascia ancora aperto uno spiraglio. Il CIO intanto ufficializzerà le candidature ad ottobre. Sentiamo.
Dopo la bufera si va avanti, malgrado tutto. È una candidatura a due, Milano e Cortina, quella che il CONI ha portato oggi a Losanna in rappresentanza dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che Torino si è sfilata rifiutando di partecipare alla partita a tre. Imboscata, manovra politica per recuperare i fondi destinati ai giochi e dirottarli magari sul reddito di cittadinanza. Tant'è. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealtà, quindi non abbiamo rimpianti, nel senso che abbiamo fatto tutto il massimo possibile, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il Movimento 5 Stelle si smarca, scagionando dalla responsabilità del fallimento della candidatura a tre la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e puntando il dito contro il sindaco di Milano, Sala. Nel frattempo il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò lascia aperto uno spiraglio e confida nei tempi supplementari. Un appello alla sindaca di Torino arriva anche dal governatore del Veneto, Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i tre sindaci, cosa unica. Ma da Torino la sindaca gela ogni speranza. L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a tre, dice, e a gelare ulteriormente le speranze ci pensano i capogruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato in una nota. Se Milano e Cortina vogliono farle, dovranno trovare da sole le risorse, riprendendo quanto affermato ieri da Di Maio. Sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali due candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Io dico che abbiamo modo di pianificare un intervento in 8 anni, abbiamo modo di parlare con gli interlocutori territoriali, con i grandi sponsor, insomma, tipo modello Expo, abbiamo visto che comunque si può fare aggregazione. Del resto noi abbiamo un dossier e una proposta di gare che è unica, vi ricordo che nel nostro dossier a 3 Cortina porta a casa tutto lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, che vuol dire visibilità internazionale. Sono trascorsi 2 anni dalla tragedia del Piper precipitato in Kosovo, in cui insieme ad altre 5 persone perse la vita anche la mestrina Ilaria Berti. Con l'inchiesta ancora ferma, i genitori chiedono di sapere la verità. Davanti a un televisore che mi dice che mia figlia è morta, nome e cognome, io credevo morire quel giorno lì. E che da quel giorno la mia vita è completamente cambiata. Adesso qui ci troviamo nella cameretta di Ilaria, vediamo le sue foto, i suoi oggetti personali, il suo comodino, il foulard e poi c'è una candela, la luce eterna per Ilaria. Infatti Ilaria è qui, è dentro quell'urna. Ilaria è lì, sono le ceneri. Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa di Ilaria Berti, 43 anni di Mestre, morta nello schianto del Piper, decollato da Treviso a settembre del 2016 e diretto verso Pristina, in Kosovo. Sul Piper con Ilaria c'erano Francesco Montagnier, 59 anni, presidente dell'Associazione Dilettantistica Aeroclub Treviso. Era lui a pilotare il velivolo, un pilota esperto, come anche il vicepresidente dello stesso Aeroclub, Dario Bastasin, 62 anni, imprenditore, e poi Luca Dalle Mulle, responsabile amministrativo dell'Aeroclub, tutti e 3 trevigiani, con loro anche Angelo Callegari e Visar De Gai, kosovaro con cittadinanza italiana. Ha anche parlato col governatore, insomma, cercato di poter andare di là, non ti lasciano passare nel Kosovo per vedere e fare le nostre indagini, come dovrebbe essere sempre, no? Per legge mi sembra che tutti lo possono fare. Perché ancora voi non sapete qual è stata l'esatta dinamica. E questa è la cosa più importante, perché io non me la immagino mai, che ne so, se è scoppiato in alto l'aereo, se è sceso giù e poi si è sfrantomato giù, cioè non posso immaginare quel momento lì. Io ci tengo a saperlo, perché lei la conoscevo, era molto forte anche nel male. Verità ancora nascoste e indagini ferme che reclamano giustizia anche per Ilaria. Sorriso allegro e spensierato da ballerina di tango argentino, cuore grande e generoso, da volontaria della Fondazione Abio, trascorreva molto del suo tempo con i bimbi del reparto pediatrico dell'ospedale dell'Angelo. Io spero che anche voi
che siete una televisione importante, vi ricordate magari una volta all'anno, in occasione della ricorrenza annuale, noi facciamo ogni mese una messa il giorno 6 di tutti i mesi, per ricordare che c'è gente che viene, amiche che vengono da Venezia, questo mi rincuora e mi alleggerisce di quel peso che però mi porto dietro in una maniera faticosa. In centro storico a Venezia, ora dove al vaglio dell'amministrazione comunale un nuovo regolamento per il decoro contro i turisti cafoni. Sentiamo. Venezia è sempre più blindata contro cafoni maleducati e sbandati, con multe dai 50 ai 500 euro e daspo urbano per chi da fine ottobre e inizio novembre venisse pizzicato a sedersi a terra sui masegni o sul sagrato della chiesa, ad esempio. Vietando appunto alle persone di poter sostare in luoghi tipo le rive piuttosto che sugli scalini della chiesa, insomma quelle situazioni che ovviamente soprattutto vanno anche a creare, anche nelle zone dei ponti ad esempio, l'intralcio, la viabilità. Questo oltretutto va a intaccare anche quello che è l'aspetto del decoro, un qualche cosa che dobbiamo assolutamente tutelare. E con questo lavoro che si sta facendo unitamente a tutte le parti interessate del Consiglio Comunale che dovranno poi approvare, stiamo cercando di affinare questo articolo molto importante. L'articolo in questione è il numero 35, quello che riguarda il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana in laguna. Oltre al bivaccare, vieta altresì di sdraiarsi o semplicemente sedersi sul selciato o ai gradini dei monumenti, oltre che di usare le panchine come aree picnic. Perché alcune volte succede di avere a che fare con persone molto prepotenti anche, perché no, in taluni casi forse anche un po' violenti. E allora che cosa diamo ai nostri agenti di polizia? Dobbiamo dare un modo di poter incidere sul problema con effetto sanzionatorio. Denunciati 3 scatolettisti a San Marco e sequestrati 1.400 euro in contanti. Sentiamo. Cercavano di truffare i turisti in piazza San Marco attratti dalle vincite facili dei finti giocatori, ma la polizia dopo un certosino lavoro di osservazione ha fermato 3 scatolettisti macedoni. Il gruppo è stato bloccato evitando disagi tra la folla di turisti. Il primo, trovandosi in una zona da cui era difficile fuggire, è stato fermato senza difficoltà, mentre gli altri 2 hanno tentato la fuga, ma è stato un vano tentativo perché sono stati bloccati poco dopo mentre scendevano i gradini del ponte dei Bareteri in direzione San Marco. I 3, un 47enne con precedenti per truffa, rapina e inosservanza di provvedimenti e contravvenzioni varie, un 42enne e un 27enne sono stati denunciati. Durante la perquisizione gli agenti hanno anche sequestrato 1.400 euro in contanti. Il questore di Venezia, Danilo Gagliardi, ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio. Non potranno più tornare nel territorio comunale per 3 anni. Macchine e motorini parcheggiati ovunque, anche fuori dai cancelli delle abitazioni, intralciando il passaggio alla Gazzera, residenti imbufaliti. Sentiamo perché. Alla Gazzera, residenti sul piede di guerra contro l'anonimo furbetto che da giorni continua a chiamare gli agenti della municipale per segnalare il reiterato parcheggio selvaggio tra le varie vie attorno al popoloso quartiere Santa Barbara. Il risultato è più che mai chiaro: in soli 3 giorni le multe e contravvenzioni per divieto di sosta sono fioccate come chicchi di grandine, numerose. Certi orari, specialmente di pomeriggio e anche alla sera comunque. Al pomeriggio addirittura? Anche al pomeriggio, sì. E cioè che transita qui che non volete vedere? Giovani, un po' di tutto comunque, anche gente di una certa età. Il problema, dice qui la gente, è che ad essere sanzionati sono anche molti degli stessi residenti che, non avendo un posto auto, si trovano costretti a parcheggiare ovunque, dove cioè si ha la possibilità di poter lasciare la macchina ovviamente incustodita.
Ecco allora parcheggiate selvaggiamente come funghi auto tutto attorno al perimetro degli spazi verdi e pure nei pressi di case e cancelli. Auto parcheggiate in maniera disordinata che intralciano spesso il passaggio, creando fastidio e tensione al punto che scatta immediata l'anonima telefonata ai vigili. Questi per legge sono costretti a intervenire e a sanzionare. Io abito strada residenziale, si immagina lei. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Mestre, in via Torre Belfredo, al via i lavori. L'ormai famoso passaggio pedonale dissestato torna finalmente come nuovo. Vediamo. Dopo le numerose segnalazioni nei nostri telegiornali, finalmente sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Torre Belfredo a Mestre, in particolare sul passaggio pedonale. L'amministrazione ha accettato di buon grado i nostri interventi, da liberi cittadini naturalmente, nelle nostre segnalazioni, e finalmente via Torre Belfredo avrà un aspetto molto più decoroso, ma soprattutto il passaggio pedonale di fronte all'antica chiesa di Santa Maria dei Battuti, Madonna della Salute, che è santuario adesso, avrà un passaggio pedonale sicuro per tutti, per gli anziani e per i piccoli. Come abbiamo segnalato più volte, infatti, il tratto del passaggio pedonale era completamente dissestato. Chi passava con le biciclette rischiava di cadere, ma a trovarsi in difficoltà erano soprattutto gli anziani, tanto che alcuni mesi fa una signora è inciampata facendosi male. L'intervento fa parte di un progetto più ampio messo in campo dall'assessore alla mobilità Renato Boraso. E finalmente questa situazione è stata risolta e, come possiamo vedere, adesso la strada è in lavorazione, comunque fra pochi giorni sarà riaperta al traffico e veramente sarà un altro piccolo tassello della nostra città, in maniera che sia più sicura e più vivibile, al di là che hanno fatto queste rotonde che hanno smaltito molto traffico e perciò c'è molto meno intasamento e la popolazione insomma ha accettato di buon grado questi interventi. Capitano proprio a fagiolo, anche perché la chiesa è ancora in fase di restauro, la chiesa che adesso è santuario della Madonna della Salute, e l'associazione Arte e Cultura Veneta, che ha in progetto di rinnovare la festa della Madonna della Salute appunto il 21, 22, 23 e 24 di novembre, ci troverà la chiesa tutta restaurata e ci sarà anche prima della festa della Madonna della Salute l'inaugurazione del Patriarca. A Marghera ora, dove è stato inaugurato oggi un nuovo spazio per donare ai bambini in difficoltà, un clima sereno. Tutto nasce da una promessa fatta a Suor Licia, che in questa sua attività con i volontari del fanciullo ha messo in piedi delle bellissime iniziative rivolte ai bambini. E ogni promessa è un debito. Con questo principio ha preso vita, grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Volontari del Fanciullo, la quinta Casa Nazareth Amicizia, in via Beccaria a Marghera. Questo diventa una casa serena, protetta e felice per dei bambini che vivono situazioni di disagio temporaneo o comunque strutturale nelle famiglie d'origine, perché i genitori hanno problemi, perché non sono poco presenti o perché non possono in qualche modo adempiere pienamente al ruolo educativo, e diventa un supporto alla famiglia e un supporto ai servizi sociali, dove poter inserire il bambino in un percorso di divertimento, felicità, compiti e serenità nei pomeriggi e nei weekend in questa struttura, con volontari, con educatori professionali. Quindi insomma c'è una dimensione domestica e di servizio che integra i servizi che offre l'amministrazione comunale e supporta la famiglia. Ci siamo messi a disposizione come patrimonio per trovare un immobile, l'abbiamo trovato che fosse a misura di questa operazione, è riuscita molto bene perché grazie al volontariato hanno messo fondi per ristrutturare e per arredare la casa. Siamo alla ricerca di un altro immobile. Un progetto diurno destinato ai bimbi di Marghera a partire dai 3-4 anni di età, attivo anche nei fine settimana, contestualmente a un lavoro sulla famiglia stessa. Un clima soprattutto familiare, perché vogliamo creare proprio un momento di famiglia. E quindi facciamo la merenda insieme, per un breve periodo li seguiamo nei compiti, e facciamo giochi in gruppo o giochi anche individuali, è un momento in cui possono stare
sereni, tranquilli e confidarsi eventualmente con i volontari di turno. E di volontari c'è sempre un gran bisogno. Ogni anno facciamo un corso di formazione che dura da ottobre a giugno per un incontro settimanale. L'incontro è ogni mercoledì sera dalle 8:30 alle 10:30 presso la sede di Casa Nazareth di Chirignago, destinato a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco, perché nel nostro volontariato molto impegnativo, ma anche molto ricco di emozioni e di soddisfazioni. Il grande calcio su Antenna 3, la Champions League torna anche questa sera in TV, qui studio e a voi stadio. Storico appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antenna 3. Anche oggi, dopo 20:10 e l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi, le immancabili polemiche. In studio tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana, un appuntamento che ci accompagnerà ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. E questa sera, subito dopo i TG, torna 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino, Gian Lorenzo Marinese, presidente della società che si occupa di accoglienza dei migranti in provincia di Treviso. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo, giornata ampiamente soleggiata quella odierna grazie a una pressione atmosferica in deciso aumento, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, senza particolari disturbi da segnalare. Farà ancora abbastanza caldo su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con tanto sole anche su questa regione, con qualche nube in più a carattere sparso nel pomeriggio sul Triestino, ma senza ulteriori conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le temperature massime invece oscilleranno tra 29 e 31 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o al massimo velato. Non sono previsti fenomeni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime invece saranno oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.